di disabilità, e quindi questo corso di teatro, che verrà, come ovviamente immaginate, diretto sempre da Irene Sandrin, è il corso di teatro che inizierà a Rovigo, presso la sede operativa di Vidi Rovigo, cioè in piazzetta Annonaria. Ovviamente siamo qui a chiedere l'aiuto per questo corso, provincia, comune e tutti quanti, perché è una cosa nuova. Sperimentiamo per la prima volta un corso teatrale per bambini, ragazzi e ragazzi disabili. Quindi è una cosa di cui siamo orgogliosi di mettere in campo, grazie a Irene. E a questo punto mi resta altro che passare la parola a Irene, che vi spiega tutto il progetto. Grazie a tutti, grazie agli sponsor, grazie alla fondazione, alle due fondazioni che dopo ovviamente ci daranno il loro saluto, e tra l'altro anche grazie alla Banca del Veneto Centrale, che è tra i principali sponsor. Allora, grazie a tutti, grazie di essere qui. Grazie a chi ha creduto a questo progetto, agli 11 comuni che aderiscono alla rassegna Teatro Siete Voi, grazie alle 3 scuole, i 3 laboratori teatrali che sono arrivati alla conclusione di questo progetto che stiamo portando avanti ormai dal gennaio 2020, grazie ad Arteven, il circuito multidisciplinare che ci ha permesso che questo progetto potesse accogliere e avere compagnie teatrali professionistiche di prestigio. Siamo qui perché il teatro in Polesine riparte, riapre le porte, una ripartenza molto sofferta, devo ammetterlo, ma piena di entusiasmo, e non può non essere così perché la nostra offerta è per i ragazzi, per i bambini, per le famiglie, per i nonni, insomma per le scuole, per gli studenti, e quindi proprio loro sono fucine di energie. Perché poi il teatro ragazzi, vi potete chiedere? Beh, il teatro ragazzi è straordinario, non è Shakespeare declamato da un attore in scena, ma è qualcosa di molto più creativo, è qualcosa che mette insieme tantissime arti diverse, perché deve attanagliare chi? Il pubblico più difficile del mondo, quello dei bambini. Quindi queste produzioni, chiamiamole, questi spettacoli dedicati ai ragazzi sono straordinari. Io vi consiglio a tutti, dagli 8 anni in su, veramente tutte le persone possono godere di questo tipo di teatro. Come avrete capito, io preferisco gli spettacoli di teatro ragazzi rispetto a quello per adulti propriamente detti. Noi riprendiamo, e ci eravamo interrotti il 26 ottobre, l'ultimo spettacolo era stato a Villanova del Ghebo, però ci riproponiamo con qualche evoluzione in più. Qual è l'evoluzione? Una delle prime è che gli spettacoli dei laboratori teatrali giovanili delle scuole sono in streaming. Sono in streaming perché quando anche abbiamo preso questa decisione non c'era nessuna certezza su aperture o meno, e anche per ovviare al problema delle ristrettezze di disponibilità di posti nei teatri. Insomma, la proposta sarà anche via streaming, quindi vi invito anche a vederli via streaming. Adesso passo la parola al dottor Michele Ghirardini del Consiglio Generale di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, perché proprio Fondazione Cariparo, grazie al sostegno al progetto di Vivo Rovigo con il bando eventi culturali del 2020, ha dato il là a tutto. La cosa ci riempie di orgoglio. Fondazione Cariparo sostiene un grosso di questa progettazione, che appunto in parte abbiamo portato in scena nel 2020 e che ora concluderemo. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per questo invito. Io oggi vi porto i saluti del Presidente della Fondazione, il Professor Gilberto Muraro, e anche di tutti i consiglieri. Tra l'altro oggi si è riunito per la prima volta il Consiglio di Amministrazione, che è stato appena rieletto. Praticamente tutti gli 8 consiglieri di amministrazione si riuniscono oggi per la prima volta, e sono stati riconfermati i consiglieri uscenti, tranne 2 che avevano raggiunto il limite del doppio mandato, perché nella fondazione vige il limite del doppio mandato consecutivo, oltre il quale non si può più proseguire. E quindi vi porto il saluto, oltre che del Presidente, dei consiglieri generali. Io faccio parte del Consiglio Generale, che è composto da 20 componenti, che sono nominati dagli enti dei 2 territori di Padova e Rovigo, mentre il Consiglio di Amministrazione è di nomina del Consiglio Generale. Quindi saluto da parte di tutti, e oltre al saluto anche il plauso per questa iniziativa, che ritengo molto meritoria
dal mio punto di vista, ma anche credo di rappresentare anche il punto di vista della Fondazione. E questo tipo di iniziativa, che è un'iniziativa di carattere culturale, si inserisce a pieno titolo nell'ambito delle linee di intervento strategiche della Fondazione. Ora, la Fondazione opera in questa maniera: per determinati periodi di tempo, per 3 anni, viene redatto un piano pluriennale degli interventi in cui vengono definite le linee strategiche di intervento. Le linee strategiche sono 8 e l'intervento nell'ambito della cultura fa parte di queste linee strategiche. Sono stati destinati 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 per gli interventi di carattere culturale. L'anno scorso la Fondazione ha dovuto subire anch'essa il periodo di pandemia e quindi ha dovuto tenere conto in maniera molto importante della situazione che si era venuta a creare ed è intervenuta in maniera straordinaria con interventi di supporto dal punto di vista sanitario. Questo ha fatto un pochino deviare da quelli che erano gli 8 interventi programmati, ma comunque diciamo che l'impalcatura è rimasta invariata con un intervento ulteriore. Per cui questo tipo di attività che vengono presentate oggi riteniamo appunto che rientri a pieno titolo in questo tipo di linea strategica per la quale la Fondazione ha attuato diverse altre iniziative. Ecco, ricordo il bando per la digitalizzazione dei prodotti e dei servizi culturali. Gli eventi espositivi a Palazzo Roverella e Palazzo Roncale fanno parte di questa linea di intervento. L'evento denominato Musichè, anch'esso fa parte delle linee di intervento nell'ambito della cultura dei 2 territori. Il ciclo di conferenze di Segnavie, anche questo fa parte degli interventi culturali. E da ultimo il concorso in collaborazione con le altre fondazioni del Triveneto per gruppi musicali under 35 per quanto riguarda la musica classica. Perché nell'ambito del bando culturale Cultura on Life, al quale credo abbia partecipato anche l'associazione Vivi Rovigo, e il cui esito verrà pubblicato i primi di giugno. Quindi molto importante per la Fondazione l'ambito della cultura dei 2 territori di Padova e Rovigo, con un particolare riferimento ai giovani, allo sviluppo della cultura nell'ambito giovanile, ma non solo, ma anche alla scoperta e alla ricerca di nuovi talenti, sempre nel contesto giovanile. Per cui io sono lieto di portare il saluto della Fondazione, perché questo tipo di iniziative rappresenta bene quello che la Fondazione intende fare nelle 2 province di Padova e Rovigo per quanto riguarda le iniziative di carattere culturale, perché poter partecipare a una conferenza, a un evento teatrale, a una opera di prosa, a un evento musicale, anche se si vive in piccoli centri, crediamo sia una cosa molto meritevole. Poi aggiungo anche che proveniamo da un periodo di pandemia in cui gli studenti hanno dovuto subire la didattica a distanza con tutto ciò che questo comporta in termini di minori rapporti personali con i propri compagni, con gli insegnanti. Per cui recuperare la socialità, recuperare la creatività attraverso questo tipo di attività di carattere teatrale che stimolano la creatività, stimolano la socialità, stimolano la partecipazione, crediamo sia molto importante. Quindi io faccio un grosso in bocca al lupo per le prossime attività, ringrazio per questo invito, vi porto di nuovo il saluto, ma anche vorrei dire il ringraziamento e il plauso da parte della Fondazione per questo tipo di attività. Grazie. Grazie mille a voi della Fondazione. Un importante supporto per la realizzazione di questo progetto lo dobbiamo anche alla Regione Veneto, quindi all'assessore Corazzari, Cristiano Corazzari, che salutiamo qui dalla diretta Facebook. Poi l'altro grazie, appunto, vi ho detto, va da Teven, che ci ha supportato in tutto, alla Fondazione Banca del Monte. E grazie ancora poi a tutti gli altri nostri grossi sponsor, tra cui la Banca del Veneto Centrale, oppure a SM7, Baccaglini Auto di Badia Polesino, il gruppo dei 2 Rotary. Poi c'è una cordata di sponsor privati parecchio importante, quindi li ringraziamo tutti, non li cito perché sennò facciamo domani mattina, però ce li abbiamo nel cuore tutti.
E poi c'è anche un sodalizio tra associazioni per la realizzazione di questo progetto. Vivi Rovigo e il Teatro Siete Voi viene sorretto anche dall'Avis di Lendinara, dall'Avis di Villanova del Ghebbo, il Petirosso e il Circolo di Rovigo. Qui accanto a me ho il presidente del Circolo di Rovigo, Paola Vezzù. Vorrei che ci raccontasse qualcosa della nostra fertile collaborazione. Sì, grazie Irene, un saluto a tutti, saluto la Presidente ringraziandola per l'ospitalità e soprattutto i rappresentanti delle istituzioni, perché senza di loro questo progetto non sarebbe andato avanti. Visto che è stata citata l'associazione Petirosso, volevo portare le scuse ma anche i saluti della Presidente Nicoletta Carnevale, che proprio stamattina assieme all'amico Pagliarello abbiamo incontrato per un progetto sulla disabilità alle 9. Eravamo già nella nostra sede in piazzetta e stavamo già lavorando su questo. Ma sono due messaggi molto concreti e brevi. Va di moda adesso, visto che si parla da alcune settimane del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, quindi di questi due termini, resistenza e resilienza. Io volevo dire che questo progetto, il Teatro Siete Voi, proprio perché insieme all'amico Pagliarello e chi altri è stato vicino a Irene, in questo voglio rendere veramente onore e merito alla sua tenacia e alla sua resistenza, ecco, questi mesi sono stato veramente l'esempio di resistenza, perché chiunque altro di fronte alle difficoltà avrebbe detto andate a farmi benedire e mollo tutto. Invece Irene, per carità sostenuta anche da noi, però non ha mollato e voi tutti ne siete testimoni perché vi avrà sicuramente tempestato dicendo spostiamo in avanti, insomma, ci siamo riusciti e oggi siamo qua per dire che è stata fatta veramente resistenza, resilienza e si riparte. Questo è il primo messaggio, ma anche, ripeto, un rendere onore alla tenacia, oltre che alla capacità organizzativa, ideativa e progettuale di Irene. E il secondo, molto semplice, credo sia buona testimone la Presidente Bertoli, esattamente 6 giorni fa in questa sala si celebrava la festa del primo maggio, la festa del lavoro, per motivi di meteo, invece che in Piazza Marconi è stata celebrata qua. Se vi ricordate, il tema, lo slogan del primo maggio era l'Italia si cura con il lavoro. Io vorrei rilanciare questo qua dicendo un ma anche, e il ma anche è con la cultura, perché il Teatro Siete Voi è proprio l'esempio di come l'Italia e la nostra provincia, nel caso specifico, con tutte le 11 amministrazioni coinvolte, si curi, cioè cresca, riparta anche con la cultura. E il teatro è proprio un esempio numero 1 di questa esperienza culturale. Ecco perché il Circolo di Rovigo da 20 anni, perché a settembre faremo i 20 anni, è impegnato nel campo della cultura insieme alle altre associazioni, ha voluto essere fin dal primo momento a fianco di Irene e di tutti gli amici coinvolti, ed è il motivo per cui molto volentieri ho accettato oggi di essere qua. Quindi buona ripartenza e buona resistenza. Grazie anche al Circolo di Rovigo, quindi. Abbiamo detto 11 comuni. Debuttiamo il 15 maggio al Teatro Balzani di Badia Polesine, il 29 maggio e il 4 giugno saremo al Teatro Ballarini di Lendinara, il 30 maggio a Villanova del Ghebbo, il 1 giugno a San Martino di Venezia al Forum, il 3 giugno alle scuole medie di Fiesumbertiano, il 17 giugno in Piazza Corvora, il 24 giugno a Portoviro, il 3 luglio a Costa di Rovigo, l'11 luglio a Rovigo, il 17 luglio a Porto Tolle, il 4 settembre a Costa di Rovigo e il 17 settembre concluderemo a Porto Tolle. Allora, una proposta, quella della rassegna Teatro Siete Voi, che ha 2 anni, appunto l'abbiamo già detto, da una parte i laboratori teatrali scolastici e dall'altra appunto le compagnie professionistiche. Ecco, abbiamo qui con noi i docenti del laboratorio delle scuole medie Casalini. Loro debuttano, loro sono proprio i nostri portabandiera, saranno il 15 maggio, lo spettacolo dal vivo è alle 18:30, poi sarà riproposto in streaming il giorno dopo, la domenica, alle ore 21. Da quali canali? Dalla pagina Facebook di Teatro Siete Voi, l'ho detto anche prima, dal canale YouTube dell'associazione Vivi Rovigo, e anche sarà rilanciato dal media partner rovigooggi.it.
Prego docenti, abbiamo Matteo Ferlin vicepreside, Sara Piffer e Monica Brenner invece docenti del laboratorio. Non so quale sia il bottone. Quello centrale. Grazie. Sì, noi siamo solo 3 qui, ma in realtà tanti altri docenti hanno partecipato a preparare i ragazzi a questo spettacolo teatrale. È stato un anno bello tanto quanto difficile e complesso. Tante volte in realtà ci siamo guardati negli occhi chiedendoci se fosse il caso di continuare oppure no. E poi abbiamo incontrato gli occhi dei nostri ragazzi e la loro voglia di andare in scena, la loro voglia di provare è stato il motivo per cui oggi siamo qui e il 15 speriamo di essere in scena. Molti di loro, noi abbiamo lavorato con ragazzi di seconda e terza media per un totale di 22 studenti, avevano già lavorato lo scorso anno per preparare lo spettacolo per l'anno scorso appunto. Eravamo anche arrivati a buon punto, ma la pandemia ci ha fermati. E loro sono rimasti in sospeso, con un desiderio a mezz'aria. E ci sembrava giusto quindi dar loro la soddisfazione di provare l'esperienza del fare teatro. Abbiamo dovuto abbandonare totalmente il copione quasi pronto dell'anno scorso e inventarcene uno nuovo che andasse incontro alle nuove esigenze. Un copione che parla dei ragazzi, che parla della scuola nel tempo della pandemia. Cerca di farlo con leggerezza, ma anche insomma invitando a qualche riflessione. Speriamo di riuscire a portare a termine questo lavoro nel migliore dei modi e stiamo ancora lavorando naturalmente, anzi questi sono i giorni più fervidi di attività e ringraziamo comunque tutti coloro che hanno organizzato questo evento perché è un'opportunità bella per i nostri ragazzi. I miei colleghi? No, hai detto tutto direi. Grazie. Grazie a Sara Piffer delle scuole Casalini, il titolo è Dream. Non abbiamo detto il titolo dello spettacolo, appunto perché è la campanella, no? Esatto. Certo. Il suono della scuola. Ok, e il 23 maggio invece, ore 21, abbiamo un momento, uno spettacolo che va esclusivamente via streaming. È lo spettacolo del laboratorio del Celio Roccati. Si può fare il titolo. La regia è di Roberto Pinatro, l'abbiamo qui presente, con Smile Africa, rappresentata qui da Patrizia Bellinello, e anche presente Enzo Barion, il grande scenografo di questo progetto. Vi invito a raccontarci un attimo quanto importante è stato realizzare questo spettacolo che poi per noi sarà un cortometraggio, quindi è stato montato come cortometraggio e lo daremo via streaming appunto il 23 maggio alle ore 21 dai canali Facebook di rovivoci.it, no, più dal Teatro Siete Voi e dal canale YouTube dell'Associazione Miri Rovigo. Dovrebbe essere il 21 di maggio se non erro. Cosa ho detto? 23. No, è 23. È scritto 21. È sbagliato. No, scusate, sono io. 21. Perfetto, benissimo. Bravo. Allora, è un progetto abbastanza molto complesso perché coinvolge più realtà. Il Roccati, che è già il secondo anno con cui si collabora, Smile Africa, associazione del territorio, e Gico Giovani in Cammino, 3 realtà che ovviamente, come capite bene, sono ibride. Fortunatamente abbiamo vinto anche un bando regionale che ci ha permesso proprio di mettere in piedi tutto quanto il lavoro. La sfida è già il secondo anno che si mette in piedi e ha a che fare con i ragazzi della scuola e i ragazzi con disabilità, che fanno parte ovviamente della nostra associazione e con cui facciamo attività varie, tra cui teatro. È un progetto che è iniziato nel 2019 direttamente in presenza e aveva lo scopo principale quello di riuscire ad andare in scena, quindi con uno spettacolo e con una serie di rassegne per far vivere questa emozione ai ragazzi. È già il secondo anno, l'anno precedente sono andati in scena con Il mondo della luna di Carlo Goldoni.
che ha riscosso un enorme successo, sia nei genitori sia da un punto di vista di rassegna a cui hanno partecipato, e abbiamo avuto l'idea di ribissare. In questo caso però con un copione tratto dal film Si può fare, con protagonista Claudio Bisio. Il progetto è partito bene, nel senso che aveva più settori, quindi una parte di laboratorio teatrale, una parte invece di laboratorio ritmico per quei ragazzi che facevano un po' più fatica ad esprimersi da un punto di vista teatrale. Tutto è andato bene fino a quando non è partito il primo lockdown. Il che noi non ci siamo fermati nella speranza che fosse qualcosa di breve, di mettere in piedi di nuovo il tutto e quindi farli andare in scena. Quando abbiamo visto a maggio dello scorso anno che non era più possibile riuscire a realizzare questa cosa, abbiamo deciso di fare un cortometraggio. Il cortometraggio è stato fatto con ogni singolo ragazzo, con un cellulare, e quindi andando a filmarsi, rigirando e montando il tutto. Abbiamo avuto una bella occasione, un bel momento, perché quando Bisio è arrivato a Rovigo abbiamo fatto in modo di andare con un gruppo di ragazzi e farlo direttamente vedere e conoscere. Quindi progetto che abbiamo tentato ovviamente di rimettere in piedi a settembre, però come ben sapete, come è successo insomma un po' a tutti, ha dovuto comunque bloccarsi. Eravamo già pronti praticamente per riuscire ad andare in scena. Progetto importantissimo sia per i ragazzi della scuola, con cui hanno fatto tutto un percorso anche scenografico. La locandina che vedete viene fatto direttamente dai ragazzi del Celio Roccati, e un'enorme collaborazione. Avevano anche una psicologa che accompagnava il percorso dei ragazzi. Perché il progetto è importante? Perché crediamo nell'inclusione, ma nella vera inclusione, in cui dei ragazzi, una comunità della scuola, hanno un progetto in comune da portare in scena, portare su una palco con dei ragazzi con una disabilità, che però sono in grado di lavorare in una maniera paritaria su un palco, hanno semplicemente bisogno di tempi diversi. Quindi quello che vedrete è proprio il primo cortometraggio. Sono riusciti ad andare in scena a San Bellino in un formato ridotto, perché ovviamente a settembre li stavamo mettendo in piedi e non potevamo fare lo spettacolo nella sua interezza, quindi hanno vissuto una parte di questo momento sul palco, però quello che vedete è proprio la primissima parte, la primissima fase. Con il cortometraggio abbiamo partecipato al Film Foggia Festival e siamo arrivati tra i finalisti. Non hanno vinto, però non ha importanza. L'importante veramente è quello che siamo riusciti ad ottenere, e speriamo il prossimo anno ovviamente di replicare con un nuovo lavoro. Grazie. Grazie a Roberto Pinato, grazie a Smile Africa, grazie del vostro lavoro. Giovani Camminanti, l'associazione che lavora con voi. Il 29 maggio invece alle 18:30 si solca il Teatro Ballarini di Dinara. Il laboratorio Alberto Mario, della scuola Alberto Mario, un loro lavoro che è dedicato alla diversità. Mutuo Anatropolo è il titolo di questo loro lavoro. Sempre a Lendinare, il 4 giugno alle ore 18:30 abbiamo la serata finale dedicata ai laboratori giovanili delle scuole. E la stiamo congegnando insieme ad Emanuele Pasqualini, che è regista, attore e presidente della compagnia Panta in Circo Teatro, e come dice la parola stessa avremo dei momenti di circo teatro. Ci sarà anche la consegna dei premi Tomeo, il premio che avevamo ideato ed è ispirato alla mascotte della rassegna, Gatto Tomeo di Alberto Cristini. Alberto Cristini è pittore, scrittore per bambini, nonché vicepresidente dell'associazione di Rovigo, e abbiamo creato questo premio per la consegna nelle scuole. È un premio di riconoscimento per tutta questa, sarà un premio di riconoscimento per tutta questa partecipazione e per essere resistiti così tanto fino alla fine, ma però cercherà di mettere in evidenza le qualità positive e teatrali del gruppo scolastico, del laboratorio teatrale. Avremo anche la partecipazione straordinaria di Sara Zanca quella serata, la campionessa mondiale di nuoto paralimpico, che vedremo però in una nuova veste. Quindi per noi sarà un evento top, anche perché presenteremo un lavoro allora, cosa è successo? Durante la pandemia non si riuscivano a fare i lavori con le scuole. Ho chiesto alle scuole di segnalarmi dei ragazzi che avrebbero potuto lavorare anche via
via streaming con noi, con il Teatro Siete Voi. Quindi dentro questa piccola compagnia che la formalizzeremo, si chiamerà la Compagnia dei Giovani del Teatro Siete Voi, abbiamo ragazzi da tutte le scuole che partecipano alla rassegna. Ecco, li mettiamo in scena, fanno un recital, cioè è una cosa brevissima, però ispirata ad una fiaba di Alberto Pestini, quindi sarà rappresentata questa fiaba di Gatto Tomeo protagonista, e quindi sarà proprio, diciamo, il debutto di questi ragazzi, che alcuni vengono dal Cielo Roccati, altri vengono dalle Casalini e quindi e altri da altre scuole, quindi siamo orgogliosi di questa cosa. Sarà quindi un evento top, sintesi di quello che facciamo, di quello che vogliamo essere, e a questo appuntamento vi invito, le scuole non mancheranno, invito tutti voi a essere presenti perché sarà un bel appuntamento sicuramente e bisognerà prenotare il posto. Passo la parola quindi a questo momento al sindaco Luigi Biaro di Vendinara, che da sempre sostiene l'attività di teatro ragazzi, soprattutto nel suo teatro. Insomma, lo spazio agli spettacoli di questo tipo è sempre stato dato con abbondanza. Sì, grazie Irene, buongiorno a tutti. Credo che il teatro sia stata una delle soddisfazioni migliori e maggiori che ho avuto da quando sono sindaco, perché il teatro comunque per una comunità non è solo luogo di incontro, ma è luogo anche di proposte. Poi abbinato alla scuola, insomma, credo Irene che i primi passi li abbiamo mossi insieme, abbinato alla scuola, e capire che la scuola, il mondo della scuola, non diventa solo per un'amministrazione quell'occasione di un richiamo di interventi di ordinaria amministrazione, ma diventa invece un contesto importante. I ragazzi sono una forte provocazione anche per noi amministratori, per noi insomma adulti che dobbiamo seguire le vicende della comunità. Più si sommano gli interventi e meno rimane da dire. Io devo dire che sono sorpreso di questa collegialità, di questo contesto, di questa atmosfera che si respira, perché nel nostro territorio, quando si parla di mettere in rete i vari contesti, ci sono sempre mille difficoltà e quelle cose non sempre riescono bene. Invece io noto questa mattina e sento che su un settore particolare che sembrerebbe marginale, potrebbe sembrare marginale, ma il teatro e la cultura non lo sono e si stanno evidenziando queste cose. Dopo aver seguito anche quindi vari interventi di associazioni che si mettono insieme, associazioni che dal punto di vista organizzativo si mettono insieme, aver seguito, saluto molto apprezzato da parte della Fondazione, che è una novità, però è bello sentirselo ripetere. Noi amministratori, sentire quelle cifre messe a disposizione, insomma dopo ci gonfiamo un po' il cuore, perché comunque non è che abbiamo mille possibilità. Ma in questo momento in cui si parla di ripartire, di rivivere, e si coniuga, ecco, con il noi, si coniugano questi verbi, non solo con l'io, ma proprio con noi, venendo da un anno in cui abbiamo capito cosa significa togliere queste iniziative al territorio, perché appunto la marginalità di queste iniziative viene superata, viene proprio disconosciuta e viene riaffermato invece in un contesto di importanza per la cultura e per il teatro, proprio dopo un periodo che abbiamo visto cosa vuol dire avere una cosa e poi vederci da un momento all'altro privato di questa cosa. Io vedere il Teatro Baralì pieno di 500 persone, 500 spettatori, e oggi passarci davanti e vederlo purtroppo chiuso, perché a causa di forza maggiore dobbiamo chiuderlo, ecco, è evidente, Irene, che quando c'è questa proposta, c'è questa volontà, il comune di Vendinara, come ho visto molti altri comuni, ed è questo anche il bello di questa provincia, che deve mettersi insieme, deve saper unire le energie, non possiamo altro che dire presenti a disposizione, ecco, per supportare, per quello che possiamo, ecco, irrobustire questo percorso. Io credo quindi che grazie all'amministrazione, ma grazie anche all'Istituto Alberto Mario, so che la preside è molto attenta e disponibile, e anche i collaboratori che ha sono attenti a questo, e i ragazzi sto vedendo che stanno riscoprendo e stanno dando attenzione. Quindi ecco, chissà che dal mondo della cultura, il mondo della cultura abbinato al mondo della scuola, ma soprattutto alla presa di coscienza che insieme si possono fare queste cose. Quindi il territorio ha bisogno, e questa mattina ne siamo, ecco, ha bisogno di questa sintesi, ha bisogno di capire che insieme non è solo un problema finanziario, è anche un problema finanziario, è anche un problema di risorse, per questo siamo qui a ringraziare chi ci mette a disposizione anche le risorse, è un problema di sponsor, ma è un problema di volontà convergenti, e quindi questo apprezzo questo, e quindi ringrazio tutti, ecco, della presenza e della partecipazione.
Grazie anche al sindaco Viale per il supporto e tra l'altro tutti i ragazzi che fanno teatro ragazzi e fanno laboratori a teatro saranno futuri spettatori del teatro, lo dicono studi universitari americani, quindi è tutto un investimento. Volevo chiedere ad Alberto Pizzini se voleva dire qualcosa in merito al suo diciamo, momento di spettacolo del 4 giugno. Cosa posso dire? Grazie ovviamente dell'ospitalità. Io mi sono approcciato da qualche anno con i racconti per ragazzi per avvicinare un mondo, appunto quello dei ragazzi, che rappresenterà il nostro futuro. E voglio trasmettere all'interno dei racconti, che per certi versi sono delle fiabe, altri sono anche racconti anche per gli adulti però, e in cui l'approccio è diciamo in maniera ottimistica. Viviamo in un momento sicuramente non dei più felici e purtroppo anche i ragazzi soffrono di questa pandemia. Quindi attraverso questi racconti io cerco di mandare dei messaggi di speranza e ottimistici. Adesso vediamo, perché c'è questo connubio tra un racconto scritto e quindi interpretato dai tuoi ragazzi e supportato anche da immagini, e quindi sono curioso di vedere come verrà. Anche io. Allora, domenica 30 maggio alle 17 siamo a Villanova del Ghebo, è arrivato anche il sindaco di Villanova, benvenuto Gilberto. Si terrà il Ranocchio Canterino della compagnia teatrale vicentina, praticamente è il debutto il 30 maggio della sezione della rassegna che ha gli spettacoli delle compagnie. C'è una compagnia molto creativa e divertente che si chiama Lalla Teatro, come dice il titolo stesso, capite che è uno spettacolo per bambini della scuola di infanzia e dei primi anni della primaria. Sempre a Villanova poi il 20 giugno si tiene un evento abbastanza particolare, perché è l'omaggio alla giornata europea della musica. Ci sarà Luisa Corna, la nota showgirl della TV, che presenta un libro per bambini, Tofu, la magia dell'arcobaleno, che ha anche vinto un premio letterario Magna Grecia, e assieme a lei suoneranno gli allievi dell'Istituto Musicale di Zilappa, perché il suo libro ha anche delle musiche, appunto lei è anche una cantante, la conosciamo soprattutto per quello anche, e quindi ci sarà un'interazione tra gli allievi dell'Istituto Aureliano Ponzilacqua di Villanova del Ghebo con Luisa Corna. E per non farci mancare nulla ci sarà anche il cameo di Giovi, alias Giovanni Guarnieri, il promettente cantante sedicenne di Rovigo. Sindaco Gilberto, vuoi raccontarci qualcosa? Vuoi dirci perché sostieni così alla grande il Teatro Siete Voi? Grazie. Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, ma inconveniente sul lavoro. Per noi, insomma, io vi faccio quanto detto dal sindaco di Vendinara e Luigi Diano. Per noi è importante fare squadra. Quindi io ringrazio tutte le associazioni, la fondazione, tutti coloro che hanno patrocinato e hanno supportato questa iniziativa. Questa iniziativa è fondamentale per un piccolo comune come Villanova del Ghebo per ospitare degli spettacoli, delle iniziative che non avremo né mezzi né risorse da organizzare in autonomia sul nostro territorio. E soprattutto in questo periodo, no, dove l'isolamento è cresciuto, io mi faccio, insomma, la vostra iniziativa è un buon auspicio, no, perché è una ripartenza. Direi che insomma ridiamo fiducia al territorio e stiliamo piccole gocce di felicità. Ecco, felicità no, perché qui siamo a casa di Cereniano, del sindaco di Cereniano, che lui ha il copyright sulla felicità, direi gioia. Ecco, riportiamo un po' di gioia nei nostri comuni, nelle nostre famiglie, in questi ragazzi che possono trovarsi di nuovo, ridere, piangere, le famiglie che si rincontrano e soprattutto la cultura. Una cultura che non può essere enucleata soltanto nei teatri dei capoluoghi delle città più grandi, ma deve essere presente anche nei comuni più piccoli come Villanova del Ghebo e tanti comuni che hanno aderito alla vostra iniziativa. Quindi io vi ringrazio per l'opportunità che date al comune di Villanova del Ghebo e a tanti altri comuni che sono delle dimensioni del comune, quindi piccoli comuni della provincia di Rovigo, insomma, perché sono poi la maggioranza, no? Perché tolti i 3-4 comuni, la maggior parte sono piccoli. Ringrazio soprattutto l'associazione Vivi Rovigo che si è fatta portatrice di questo progetto e noi insomma ci saremo in piazza e ci saremo anche nelle istituzioni, fare squadra presso la provincia, presso la fondazione affinché, e qui la butto lì, che si investa di più nella cultura nei prossimi anni perché c'è bisogno, dopo quello che è successo, quello che abbiamo vissuto nei 18 mesi passati di pandemia, c'è proprio bisogno di ritrovarsi a riflettere, a ridere sulla vita umana, sulla commedia della vita umana.
Grazie, buon proseguimento. Grazie alla parola e comunque grazie per il ringraziamo anche un po' il bello, soprattutto Frangente, perché tutti ci ha messo in contatto con Luisa. Il 1 giugno alle 17 siamo invece a San Martino di Venezia con lo spettacolo dei professionisti polesani Andrea Zampolin e Beatrice Pizzardo. È un omaggio all'allunaggio, sarà uno spettacolo molto particolare, come vi ho detto prima, gli spettacoli di teatro ragazzi sono particolari, qua ci sono video registrazioni, teatro di figura, grazie, ciao Sindaco. Sarà uno spettacolo molto interessante. Lei è Francesco, assessore e vice sindaco del comune di San Martino di Venezia, la invito a raccontarci un po' questa esperienza che faremo per la prima volta con San Martino. Io ringrazio ovviamente l'invito e ringrazio tutti quelli che mi hanno già preceduto e tutto quello che hanno detto. Veniamo da sicuramente un anno particolarmente difficile, ma questo è cosa nota a tutti, ma è proprio quando le cose sono difficili che ne sentiamo la mancanza. San Martino ha sempre fatto della cultura un baluardo, un punto di riferimento importante. Abbiamo comunque continuato in quest'anno a far cultura in streaming, ma posso dire da assessore alla cultura che non è assolutamente la stessa cosa. Abbiamo bisogno del contatto umano, abbiamo bisogno di vivere le emozioni veramente sentendosi vicini e anche a me manca da assessore anche la parte fattiva, cioè il collaborare personalmente con le varie associazioni che in questi 10 anni mi hanno supportato e sopportato nella realizzazione dei vari eventi culturali. Ringrazio il Teatro Siete Voi, ringrazio Irene perché comunque abbiamo rinviato questo appuntamento per ben 3 volte, ma ci troviamo qui e ci troviamo qui con la speranza di riuscire a realizzarlo effettivamente il primo di giugno, anche se purtroppo, come avrete letto dalla stampa, questo non è un periodo, questi giorni non sono facili per San Martino, perché stiamo andando poi in controtendenza rispetto agli altri comuni e sembra che da noi la pandemia sia esplosa in questo momento, tanto che siamo stati costretti anche a chiudere le scuole. E quindi, però, nonostante questa parentesi, io sono ottimista e spero veramente che riusciamo appunto a mettere in scena questo meraviglioso spettacolo. Da assessore, io sono assessore alla cultura, ma sono anche l'assessore all'istruzione, quindi mi sento di fare un doveroso ringraziamento alle scuole che si impegnano in questi importanti progetti, perché penso che far scuola sia anche questo. A volte sembra si sottragga tempo alla didattica, ma credo che invece sia un percorso formativo utilissimo per i nostri ragazzi. Quindi da assessore all'istruzione mi sento veramente di ringraziarvi per l'importante lavoro che sicuramente state svolgendo, ancora più difficile in questo complicato periodo che ci troviamo a vivere. Ringrazio la Fondazione, ringrazio tutti coloro, la provincia con la quale abbiamo collaborato tantissimo, ringrazio la Fondazione perché comunque in questi 10 anni non ci hanno mai lasciati soli. Molte delle iniziative che abbiamo fatto sono iniziative organizzate con la provincia e supportate anche economicamente dalla Fondazione, quindi mi sento veramente di ringraziarvi per questo, perché la cultura è importante. Purtroppo in questo periodo di pandemia diciamo che è stato, a mio avviso, riconosciuto poco spazio o comunque c'è stata poca preoccupazione per quello che si è sottratto alla cultura. In realtà dietro la cultura non è fine a se stessa, ma dietro la cultura c'è un mondo di persone che si impegnano, che lavorano e che quindi sicuramente hanno sofferto anche la perdita di lavoro. Io voglio essere ottimista, quindi credo appunto e dobbiamo esserlo tutti, quindi lavorare insieme per un futuro che spero sia migliore. Grazie. Grazie anche all'assessore di San Martino di Venezia, che al massimo lo sposteremo per la 4ª volta, tutta l'estate davanti per poterlo riprendere. Abbiamo detto questo, adesso vado velocissima. Il 3 giugno siamo nel comune di Fiesumberchiano che ha dedicato la sua adesione al Teatro Siete Voi alle scuole medie e quindi nella loro palestra terremo tutti in bolla, un divertissement con bolle, ma non solo, della compagnia professionale al teatro che per rispettare i protocolli Covid si è offerta di raddoppiare allo spettacolo, quindi quella mattina lo farà 2 volte, quindi grazie a Bel Teatro. Poi vado velocissima a Corbola, invece ritorniamo all'aperto il 17 giugno in piazza, confidiamo nel prolungamento del coprifuoco e ci sarà un reading di lettura e musica per bambini, si intitola Attenti alle streghe ed è la compagnia più di grido del momento, sono gli Stivalaccio Teatro.
A Portoviro invece il 24 giugno nel giardino della biblioteca Ex Macello un vero spettacolo di teatro ragazzi, Rosa Spina, storia di un bacio, con la creativa compagnia Ullalla Teatro. A luglio invece avremo 3 appuntamenti, il primo il 3 luglio a Costa di Rovigo, uno spettacolo per le famiglie, il gatto con gli stivali del gruppo teatrale Mosaico, il secondo l'11 luglio a Rovigo in piazzetta Annonaria con uno dei pochissimi spettacoli teatrali per la prima infanzia che si trova nel giro della compagnia La Piccionaia, un centro di produzione teatrale che sperimenta nuove tipologie di spettacolo, quindi molto innovativi, e là ci sarà questo cucù. Il terzo si terrà a Portotolle, lo slittamento di data ha portato un cambio positivo della location, molto più avvincente, perché lo spettacolo che faremo da loro si terrà in spiaggia, a Barricata. La più grande, richiestissima cantastoria del momento, che si chiama Susi Danesin, porterà il suo Giacomino e le altre storie, con musica dal vivo appunto il 17 luglio. Chiedo a Dina Maragno, che rappresenta in questo momento sia la Commissione Pari Opportunità, che è all'interno della nostra giuria per quanto riguarda l'affidamento dei premi alle scuole, sia come rappresentante del Comune di Rovigo, di raccontarci un po' velocemente la partecipazione di tutte e due gli enti. Grazie Irene, saluti e ringrazi dell'invito ai presidenti, alle associazioni e agli sponsor. Porto i saluti effettivamente dell'assessore Togo della cultura e dell'istruzione e dell'assessore Alberghini, perché sono impegnati in altre istituzioni, e porto il saluto della presidente della Pari Opportunità Alessandra Tozzi e tutta la commissione. Parlo a nome loro e parlo anche a nome personale come docente da 40 anni in pensione, che ha sempre vissuto dietro le quinte a queste iniziative con i ragazzi. Noi porto l'esperienza prima del coronavirus, perché avevamo capito che questa iniziativa, e quindi l'avevamo seguita subito dall'inizio, come un'esperienza che ha un'importanza non solo per la cultura, come è evidente, non solo per l'inclusione, ma soprattutto, come avete detto anche voi prima, per questo modo di fare rete tra il mondo della scuola, il mondo delle amministrazioni, il mondo degli sponsor. E abbiamo creduto subito in questo progetto e lo abbiamo seguito prima, e quindi vi facciamo tanti auguri, e se avete bisogno tutta la nostra disponibilità. Mi è piaciuta l'idea del presidente di Vivi Rovigo della nuova scuola di teatro, che può nascere e portare valore aggiunto qui a Rovigo, e quindi tutta la massima disponibilità per portare supporto, aiuto e darvi anche tanto coraggio, perché in questo momento ce n'è bisogno. Quindi buon lavoro e noi ci siamo. Grazie professoressa Marano. Ad agosto riposiamo e a settembre, il 4 alle 21, si ritorna a Costa di Rovigo. C'è una compagnia di teenagers, come capite saranno dei giovanissimi che vanno in scena, guidati da Monica Fioravanti, che si esibiranno nel giardino del Museo Etnografico. Si chiude il 17 settembre a Portotolle, anche qui una bellissima location, nella corte della Festa del Riso, con la compagnia Pantachin Teatro, che ripercorrerà i migliori canovacci di Carlo Goldoni. Infatti lo spettacolo si intitola Favolosi Goldoni. Invito tutti voi a partecipare, a venire ai nostri spettacoli. La prenotazione è obbligatoria, gli spettacoli delle compagnie professionali hanno un biglietto simbolico di 3 euro. I protocolli Covid li conosciamo ormai con le nostre tasche. Nel momento in cui c'è una prenotazione c'è un carteggio per tutte le varie autorizzazioni. Ringrazio tutti coloro che appunto ci hanno permesso questa rassegna. Spero che possa arrivare al 17 settembre senza intoppi. Immagino che lo auguriate anche voi. Vi ringrazio per tutta la pazienza, perché questa conferenza stampa è stata quasi un convegno, però ci tenevo che tutti portassimo e potessero portare la propria testimonianza. Grazie a tutti e ci vediamo il 15 maggio a vedere le Casalinghe.